E chi l'avrebbe mai detto, o forse sì, sono i vicentini i Paperoni del Veneto dopo Verona, classificandosi al secondo posto a livello regionale e non solo. Nonostante il crack di BPV che ha bruciato milioni, miliardi di euro, i vicentini scalano la classifica nazionale di ben 8 posizioni, attestandosi al 12° posto. Lo dice l'indagine dell'osservatorio Job Pricing su un campione di 320.000 osservazioni che tiene conto nella composizione di dirigenti, quadri, impiegati e operai. Ma i vicentini cosa ne pensano? Si sentono veramente ricchi? È vero che i vicentini sono ricchi, sì, benestanti. Non sono ricchi, sono operosi e basta. Si vive un po' sopra la propria possibilità. Si sta tanto in famiglia, secondo me, si cerca di non spendere tanti soldi, il meno possibile, almeno io parlo per me, si spende solo per i figli. Sicuramente ce ne sono tanti che guadagnano tanto perché ci sono grosse aziende, però secondo me se andiamo a vedere le persone semplici, le persone normali, siamo nella media, nulla di troppo alto. Probabile, ma però non mi pare che corrisponda tanto a una qualità di vita comunque questo. I vicentini secondo me sono ricchi ma se li tengono i soldi, investono poco. Li tengono sotto il materasso? Boh, non lo so, in banca? Non più in banca. Non lo so.